Bucchina, che io lo sapevo che andava a finire così. Io lo sapevo che andava a finire così questo video, che il video l'avrei fatto da dentro al cesso, perché lo sapete, quando si fanno i video del cesso è perché si parla di gente di merda. Aspettate, abbiamo a scarico cesso. Giovani, buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, tasto like e commento perché voglio sapere la vostra sul caso Giuffredi Show. Sì, perché Giuffredi oggi sta fatto la conferenza stampa show, appena finito di parlare il signorino, è stata addirittura più lunga la sua conferenza stampa che non quella di Antonio Conte. Addirittura, anzi, stanno uscendo ancora ulteriori dichiarazioni del grande Giuffredi. Le dichiarazioni per intero le trovate sul gruppo Telegram in descrizione, gratis, non è che vi faccio papà, va bene? Poi se vi volete fare l'abbonamento al canale per sostenere il canale lo potete fare tranquillamente a 90 centesimi, il costo di un caffè praticamente. Allora, partiamo subito perché è lunga, aiuto, il signor Giuffredi ha tanto da parlare, sta parlando veramente una cosa. Allora, partiamo subito. Per Di Lorenzo mi hanno chiamato Inter, Juve, Roma e Atletico Madrid. Che squadre vi avevo detto io ai tempi? Le 4 squadre, il Bilog. Vedete quando vedevo il Napoli, Sicilia e stronzate, e invece eccole qua. Ma non mi sono seduto con nessuno per rispetto. Non ho chiesto accordi con nessuno perché stavo ancora discutendo col Napoli. Ci sono solo state chiamate esplorative. Giovanni mi ha sempre detto che se fosse arrivato Antonio Conte sarebbe rimasto. Era l'unico allenatore che poteva farlo rimanere, ma non perché voleva mollare la barca e il club in una situazione difficile, ma perché aveva paura che un altro tipo di allenatore poteva lasciarli nella stessa situazione, ovvero quella di Garcia, quella di Mazzarri e quella di Calzona. Conte era l'unico allenatore che gli dava garanzie sotto tutti i punti di vista, anche quelle personali, perché non avrebbe affrontato da solo tutti i problemi come è accaduto l'anno scorso. Nelle mie conversazioni con Manna ho sempre detto che Di Lorenzo sarebbe rimasto solo con l'arrivo di Antonio Conte. Permettetemi di dire una cosa, permettetela. A questo punto, se non veniva Conte, il buon Di Lorenzo sarebbe andato alla Juventus, all'Inter, alla Roma, all'Atletico Madrid. Io sapete una cosa, e una cosa che questa non si discute, ci hanno fatto vincere lo scudetto, è stato il capitano del terzo scudetto, levategli la fascia, per rispetto agli altri giocatori, la fascia di capitano, datela a Meretta, oppure allo Lobotka, guardate cosa vi sto dicendo, va bene? Continua, chi andrà via se ce ne sarà l'occasione sarà solo Mario Rui. Per Gaetano sarà una scelta del mister, bisogna vedere cosa ne pensa di Gaetano. Giovanni ha dovuto affrontare tanti problemi fra la dirigenza, fra il gruppo squadra, praticamente ha fatto il DS, cosa che Meluso non ha saputo fare la passata stagione. Va bene? Di Lorenzo parlerà a Castel di Sangro, ci metterà la faccia e dirà ciò che pensa e che prova. I suoi sentimenti e le sue ragioni i tifosi capiranno. Ma cosa dobbiamo capire? Fammi capire. Facci capire, tu stai facendo una conferenza stampa show, perché stai facendo uno show ridicolo più che altro, e vuoi che i tifosi devono capire la situazione. Caro Di Lorenzo, caro Giuffredi, facete una cosa, alzatevi alle 7 di mattina, anzi alle 5 di mattina, facetevi una bella colazione, alle 6 andate in fabbrica, ma boh, fatevi il turno di mattina, di pomeriggio, di sera, portate a casa 1.500 euro al mese, se va bene 1.500 euro al mese, e poi vedrai i sentimenti come ti saranno più limpidi nella mente. Ah boh, non con 4 milioni a stagione. I sentimenti, i tifosi capiranno, ma capì. Cosa dobbiamo capire? Il ragazzo è stato lasciato da solo, pure io alla sera mi lasciano da solo e faccio 100-120 pizze, 130 pizze in 2 ore, e però sono da solo. Ma la gente non mi capisce però. Giuffredi, smetti di fare il fenomeno? Va bene? Continuiamo, che poi continua, no? Ve l'ho detto, una conferenza stampa.
ma anche se fosse Maradona Di Lorenzo. Però continuiamo. Criscitiello, detto Piscitiello, ha lavorato molto su Di Lorenzo, tutte le sere in trasmissione parlava di Di Lorenzo. Non posso stare a pensare a tutte le voci dei giornalisti. Come no? E quando apriva a bocca un dirigente del Napoli, però subito a replicare. E come? Subito a replicare, che succede? Non ti comprendo, caro Giuffredi, per i cazzi tuoi non parlavi, però appena un dirigente del Napoli poteva chiedere Di Lorenzo, ma no, non parlava. Non parlare. Andiamo avanti. Se Di Lorenzo ha voluto un aumento, non dovetelo chiedere a me. No, a chi? Sei tu il suo agente? Se tu il suo agente, tu ti prendi le commissioni. Poi io posso dire che assolutamente non è vero. Il presidente ha sempre rispettato Di Lorenzo, l'ho detto prima, ma non era pure tu che dicevi Di Lorenzo nel Napoli di Aurelio De Laurentiis non ci vuole più stare, vuole andare via? Ma non l'hai detto te fino a 2 mesi fa. È tutto rotto, è tutto in rottura. Aspettate. Però me la devo a cuore perché la merda è tanta. Stai annegando nella merda, caro Giuffredi. Stai peggiorando la situazione, secondo me. Se io non avessi fatto una questione economica non dovevo dar conto a nessuno. Come può essere mai? Ma tu devi guadagnare 1500 euro al mese, caro Giuffredi. Vabbè, tralasciando questo. Poi dice il prolungamento di Foro Ruscio sarà ufficializzato a Castel di Sangro, ce ne passa poc'anzi Foro Ruscio, sinceramente. La prima squadra che mi ha chiesto Di Lorenzo è stata l'Inter. Avete aizzato un discorso sulla Juve, ma c'è stata prima l'Inter per Dumfries. Va bene? Cioè, l'Inter aveva un contratto di 1 anno con Dumfries. Sono venuto a cercarmi. Di Lorenzo non è stato abbandonato dai compagni. Il gruppo si è scomposto un po', è normale in una situazione come quella dell'anno scorso. Se sei capitano, sei capitano fino in fondo. Non si abbandona la nave. Perché voi la stavate per abbandonare la nave, da quello che hai detto, perché se non dovesse arrivare, se non doveva arrivare, se non arrivava con te io me ne andavo. E allora sì, doppiamente allora. Hai confermato quello che ti diceva Crescitiello a questo punto, che Di Lorenzo è pronto ad abbandonare il Napoli, però è venuto Conte, mettiamoci a posto, è venuto Conte, ora va tutto bene, tutti tranquilli. La vuoi sapere la verità, caro Giuffredi? È che tu e il tuo assistito, a parte che avete fatto una stagione di merda, un europeo di merda, come potevi andare a pretendere all'Inter 3, 4, 5 milioni a stagione? Questa è la dura verità, caro Giuffredi. Poi dice, Mann è una persona a cui voglio bene, gli chiedo scusa, sono stati 2 mesi, sono stato ingestibile per 2 mesi, con De Laurentiis dico che mi reputa uno di famiglia e pensate che famiglia. Pensa che famiglia, ma come si dice, i parenti non si scelgono, no? Sapete come si dice? Poi mi ha anche detto che non capisco niente, quando si tappa la vena e sono una testa di cazzo, ma i miei rapporti sono buoni. Cosa dice ai tifosi incazzati con me? Sono contento se lo sono. Mi dispiacerebbe che lo fossero incazzati con Di Lorenzo. Io veramente non ho parole. I tifosi hanno sempre ragione, ma devono comprendere che io faccio il mio lavoro, come lo so fare, come lo sai fare, non lo sai fare il tuo lavoro, caro Giuffredi, diciamoci la verità. Torneranno a volermi bene se Di Lorenzo, Foloruccio e Carni faranno grandi prestazioni. Non ricordo un capitano che venga sostituito a 3 minuti dalla fine di una squadra già contestata per un'annata bruttissima, prendendosi i fischi di 50.000 persone. Non erano 50.000, non dire stronzate, ma forse erano 20.000 i tifosi, vabbè. Prendendo i fischi individualmente ha un dolore totalmente diverso dai fischi che ti prendi col resto della squadra. No, e allora facciamo una cosa. Siccome io sono permaloso, sono permaloso, gli dico all'allenatore, no, guarda, non mi sostituire, Calzone ha fatto buono, Calzone ha fatto bene, perché è stata gente e merda fino alla fine. Calzone ha fatto benissimo, ma boh. Poi è stato un altro episodio angosciante per il ragazzo, sono convinto che
che l'episodio di Napoli-Lecce non sia dovuto alla strategia del presidente De Laurentiis, ma dovuto a un allenatore che ha fatto una roba neanche nella fantasia più assoluta si può pensare di fare, una sciagura del signor Calzona. Allora, e qui finisce perché non arrivano ulteriori aggiornamenti, quindi penso sia finita. Il signor Calzona, che è arrivato agli ottavi, se non erro, con la Slovacchia, forse era l'unico che masticava un po' di calcio dei 3 allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Napoli. De Laurentiis avrà le sue colpe, il giocatore parlerà a Castelli e sto aspettando pure isso. Però ricordati una cosa, caro Giuffredi, come si dice a Napoli, non sputare in cielo, campaccio da torno, non sputare in cielo, che poi ti viene sempre addosso, e io spero che ti colpisca in ambedue i occhi, ma boh. Comunque, detto questo, un video un pochino più lungo, mi dispiace ragazzi, ma il fenomeno ha spazio, quando siamo nel cesso dobbiamo dare spazio a questi stronzi. Detto questo, iscriviti al canale, gruppo Telegram in descrizione, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao io.